Un'altra edizione di Sant'Efisio con un alternos non uomo ma donna. Non è una novità, però è ancora vista da tanti come una novità. Quest'anno tocca a Marzia Cilloco. Sì, sono davvero felicissima e devo sempre, ogni volta, ringraziare il sindaco perché questa nomina per me è tantissimo e proprio in questo anno giubilare, tra l'altro con la morte del Santo Padre, ancora una responsabilità maggiore. Avere questa responsabilità di rappresentare una municipalità così importante come quella del capoluogo della Sardegna che fece questo voto tantissimi anni fa, alla 369esima edizione avere di nuovo un Alternos donna è molto importante e noi tutti dobbiamo e tutte dobbiamo avere una particolare attenzione per il valore anche spirituale di questo pellegrinaggio, non solo per la condivisione di una festa che ricordo comunque va dal 1° al 4 maggio, ma anche con tutti i riti della Arciconfraternita del Gonfalone, che è responsabile del culto di Sant'Efisio dal 25 aprile al 25 Ecco, e maggio. soprattutto c'è anche tutta la preparazione. Come sta andando? La preparazione sta andando direi bene perché ho acquisito, grazie al grande lavoro, impegno dell'esercito, che Camporossi insomma, mi accoglie davvero ogni giorno, sempre a braccia aperte, a disposizione. Mi ha messo subito una cavallina straordinaria, un paio di 6 anni che si chiama Iebe, con la quale stiamo procedendo negli esercizi per poter essere pronte al meglio. Il 1° maggio lei sfilerà accanto al Martire Guerriero, l'abbiamo scoperto, lì è stato a lutto in memoria del Papa. Quale sarà il suo pensiero preghiera passando qui davanti al municipio, Marzia Cilloco? Sicuramente sarà una grande commozione, io immagino, perché pensando a tutte le tragedie che sono in corso in questo momento, molto vicine a noi, ma soprattutto davvero delle guerre così trucide e così in questo momento, l'anno giubilare, la dipartita del Papa è davvero un momento spiritualmente che ci deve avvicinare tutti verso il raggiungimento della pace. Le tragedie sono sotto gli occhi di tutti e come ci ha detto il Papa il giorno prima di morire, la speranza non ci deve mai abbandonare e l'impegno e il coraggio, come fece mio nonno nel 1943, nel portare avanti questo scioglimento del voto sotto le bombe. Mio nonno Marino Cao ebbe il coraggio di farlo e questo monito, queste immagini di macerie di una città distrutta, di tanti morti, non può non toccarci nel profondo e nel accomunarci nel raggiungimento della pace.